Reputo assurda l'accusa, quindi se uno non vuole assistere alla celebrazione magari chiude le finestre oppure si reca in altro posto. Il sindaco di paese, Katia Uberti, si schiera senza esitazione al fianco del parroco di Postioma, Don Graziano Santolin, che da ieri ha sospeso la diffusione con l'altoparlante della messa domenicale delle 10:30, iniziata durante il lockdown, perché una parrocchiana ha fatto le sue rimostranze in curia. Limita la libertà di pensiero, ha sostenuto l'anonima residente, tanto che il vicario alla pastorale ha suggerito di chiudere qui l'esperienza. Sul web è già partita la reazione. I gruppi social della frazione annunciano una controlettera firmata da più persone possibili, una sorta di petizione per chiedere al vescovo di ascoltare non la voce di un singolo ma della maggioranza e far riprendere la trasmissione della funzione. Anche il sindaco apprezza lo spirito con cui Don Graziano aveva intrapreso l'iniziativa. Credo che in buona fede lui volesse solamente dare l'opportunità a più cittadini di Postioma di ascoltare quella che è la messa, la celebrazione, quindi non me la sento proprio di accusarlo. È chiaro che poi come dappertutto c'è sempre quello che non accetta e si lamenta. Sono un po' perplessa, ecco. Comunque sono solidale con il parroco, questo sì. Vicenda senza troppo senso che il parroco ha raccontato nel foglietto parrocchiale senza nascondere il dispiacere per non essere stato interpellato direttamente. D'altro canto, conferma il sindaco, la messa che si poteva ascoltare dal giardino di casa era apprezzata da moltissimi cittadini. Sono tutte cose che comunque hanno fatto piacere alla stragrande maggioranza della comunità e poi è chiaro, come in tutte le cose c'è sempre qualcuno che è contrario, purtroppo.